unico porto capace di far svoltare l'Italia, quindi io, come si dice a poker, sto così. Detto questo, voglio solo richiamare la vostra attenzione su, in base anche alla mia esperienza, quali sono i punti rilevanti che ci pone il tema della Via della Seta, che è poi l'obiettivo del convegno. Perché la Via della Seta ci riguarda e in che modo ci può riguardare? Innanzitutto dobbiamo dire una cosa e fare i complimenti ai cinesi, perché se non altro come titolo di un film che tiene banco da qualche anno, hanno inventato una cosa estremamente affascinante. La Via della Seta, come è stato correttamente detto prima, è un'iniziativa strategica che ha un aggettivo dominante, è estremamente inclusiva. È un menù dove chiunque si trova rappresentato. I paesi in via di sviluppo, i paesi che hanno materie prime, i paesi che hanno manodopera a basso costo, i paesi europei che cercano di trovarsi un ruolo nell'Est Europa, i paesi europei della sponda sud del Mediterraneo che cercano di entrare nei mercati europei, e per tutti questi paesi la Belt and Road Initiative ha un menù pronto di supporti, sostegni finanziari, strumenti, e l'avete visto nella presentazione. Quindi un primo tema è: con questa cosa ci dobbiamo confrontare perché è così appealing, come dicono gli inglesi. Nelle parole usate dal presidente Xi Jinping nel 2013 per spiegare cos'è la Belt and Road Initiative, voi trovate alcuni verbi e alcuni aggettivi che poi negli anni si sono tradotti in azioni molto concrete. Io non sono un sinologo, però ho capito dai cinesi che quando parlano, scrivono, è meglio capire bene cosa dicono e cosa hanno scritto. Dopodiché hanno una praticità e un pragmatismo per cui bene ha fatto nella mappa il collega che ha parlato del me nel lasciare questa linea rossa, perché poi i cinesi vanno a destra, vanno a sinistra, vanno dove si concretizza a fare. Quindi linee strategiche, nomi bellissimi, fatti concreti, ma anche molta duttilità. In questi verbi, in queste linee di azione della Via della Seta, la prima cosa è controllare il corridoio di trasporto per sostenere le esportazioni e facilitare gli approvvigionamenti. Controllare. Quindi un primo punto è che questa strategia si fonda su alcune linee di azione, come comprare cantieri che costruiscono grandi navi. Non puoi dipendere da altri se il primo ingrediente non c'è. Controllare le rotte. Per controllare le rotte fondi COSCO con China Shipping, fai grandissime alleanze cinesi che controllano i mari. Ti compri i porti. Se voi guardate le merger and acquisition degli ultimi anni, i cinesi hanno una parte nettamente prevalente. Non è che si comprano solo i termini, in alcuni casi comprano i porti. Fanno alleanze strategiche, fanno alleanze lungo la filiera che porta alla distribuzione, ad esempio Alibaba. Quindi è un sistema estremamente efficace di tradurre in fatti concreti, con tutti gli strumenti che hanno visto prima, stati elencati, non mi voglio ripetere, quanto hanno finito di fare. Quindi, e chiudo con questo, i cinesi sono qua, vengono ogni settimana. Gli operatori che vedo in sala li vedono e li frequentano più di me. Perché Genova? E qui vorrei veramente la vostra attenzione. Bellissima la presentazione di Maresca, che ha fatto capire che cosa occorre fare, come deve essere un porto su cui un Mister X deve puntare per interessare un interlocutore principale. Ma a mio parere la domanda
più rilevante è un'altra, perché qui non vorrei che ci fosse l'impressione che ci si fosse sedere a tavola gratis. Non è così. La tavola è il controllo dei traffici. I traffici in questo momento hanno alcune direttrici, con il nord Europa che fa la parte dell'Europa. È possibile alterare in parte, perché hanno detto bene quelli che mi hanno preceduto, non stravolgere, alterare in parte l'afflusso delle merci che viene dal Far East e che deve arrivare in centro Europa? Io ho pensato sempre che sia molto difficile, perché conosco l'incredibile preparazione, l'efficienza e la professionalità dei nostri competitori nel nord Europa. Però poi i cinesi comprano il porto del Pireo, il Pireo. Cioè noi qui litighiamo, anche divertente, prima Maresca, no? Voi avete presente dov'è il Pireo? Il Pireo è un porto di transshipment e quello lo può fare, come lo fanno i porti africani, lottano sulla manodopera, costi bassi. Ma il tema è come dal Pireo, questo è certamente un tema che i cinesi stanno analizzando, nella relazione introduttiva è stato fatto riferimento, come porti la merce dal Pireo nei mercati europei. Questo è il tema di gioco. Capite? Se è possibile pensare dal Pireo, io non voglio sapere come faranno, capace che lo fanno portandolo in spalla, perché i cinesi diciamo, ma se è possibile ipotizzare che lo fai da lì, vuol dire che lo possiamo fare anche da Genova. Vorrei che voi capiste quanto sarà difficile, come ha detto prima Maresca, noi non facciamo contenitore non per casualità, perché c'è un assetto preciso nella geografia economica mondiale che rende difficile alterare questo. Ma se è possibile farlo e concepirlo dal Pireo, lo possiamo concepire anche da Genova, e allora lì tutte le cose che ha detto prima Maresca sono centrali, nevralgiche. Ce ne sono però due in particolare, le voglio ripetere, lo sapete prima. Quando guardate le simulazioni tariffarie che i nostri terminalisti fanno per poter aggredire i mercati della Germania meridionale, della Svizzera, dell'Europa centrale, ci sono due variabili che contano più di altre. La prima che deve essere capace di lavorare le grandi navi, come ho detto prima nella presentazione Maresca, la seconda che deve avere treni di 750 metri. Quelli sono punti di rottura della redditività del servizio per il trasporto di merci dal porto nostro, Genova Savona, se vogliamo dire quei mercati. Chiudo con l'ultima annotazione, è stata detta molto bene prima nella relazione introduttiva sulle criticità. Le criticità sono quelle che sono state dette: clausola di reciprocità, regole dell'Unione Europea per gli appalti, regole in materia ambientale, regole in materia di salute. Però io temo che qui il problema di un'Europa ondivaga e non coesa rafforzi i nostri competitori. E ho l'impressione che questi argomenti vengano usati in modo anche opportunistico per mettere in difficoltà eventuali nuovi competitor. Quindi io auspico che l'Italia sappia difendersi in Europa per evitare che l'utilizzo di queste argomentazioni apparentemente molto belle e sofisticate vada in danno del nostro Paese. Grazie.